E fu così che la polizia sparò, diversamente da altre occasioni che vi abbiamo raccontato, magari anche denunciando proprio degli episodi. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della UGL Polizia, come è andata a finire? Ci racconti un po' la storia. Ma quando si leggono queste notizie c'è sempre la volontà di dire 1-0 per la polizia, finalmente. Io dico in un'altra voce, la vedo da un'altra parte, e io direi che ha vinto la legalità, ha vinto la giustizia e ha vinto soprattutto la grande professionalità di questi ragazzi che uscendo da casa vanno in servizio, salgono in volante e in posti che ormai non ci sono i posti più caldi e meno caldi, ci sono dei posti, dei servizi più pericolosi forse di altri. Fare il servizio di volante oggi è diventato così, è diventato pericoloso. L'è sempre stato, è un servizio che ti mette per tutte le 6 ore in strada, ti mette davanti a qualsiasi tipologia di intervento. Esatto, come la radiomobile dei Carabinieri e come sta facendo ormai la Guardia di Finanza. Esatto, perché ormai i controlli vengono fatti da un gruppo operativo della Guardia di Finanza, ma la Guardia di Finanza vediamo che fa i posti di blocco, i posti di controllo, lo stesso sulle strade, il che significa che fermi una persona che ha la testa che non gli funziona tanto, prende una pistola, può avere una pistola e spara anche alla Guardia di Finanza, non è che si spara alla polizia, si spara ai carabinieri. Quindi io direi che in questo caso l'alta professionalità dei colleghi ha vinto, ma ha vinto soprattutto, diciamo, ecco, a Brindisi praticamente una pattuglia in servizio normale del controllo del territorio si è imbattuta in una, tra virgolette involontariamente, in una situazione di rapina in un istituto bancario. Erano stati chiamati per dei sospetti, i cittadini hanno chiamato per dei sospetti, sono arrivati e effettivamente poi si è verificato il peggio, cioè i banditi vedendo la polizia, perché poi noi non sappiamo qual è la macchina con i rapinatori, noi abbiamo una divisa, abbiamo una macchina colore di istituto, abbiamo un lampeggiante e purtroppo siamo riconoscibilissimi. Quindi hanno sparato diversi colpi, hanno centrato la macchina della polizia, ma ripeto, la professionalità di questi colleghi di rispondere al fuoco, loro sono scappati, però un rapinatore è rimasto per terra, poi morto in ambulanza. Gli altri sono scappati e durante l'inseguimento con una macchina molto veloce hanno gettato per terra dei chiodi e quindi la macchina della polizia è incappata in questi chiodi, bloccata la macchina e distrutta praticamente anche la macchina della polizia perché ha sbandato, e questi sono altri 4 perché si pare una batteria forse di 4 o 5 persone, sono riusciti a scappare, ci sono delle indagini in corso. Però al di là dell'episodio, ripeto, che quel poliziotto che ha sparato e ucciso non venga processato. Ma mi auguro perché non è. È perché succede queste cose, lei lo dice perché magari tante volte ne parliamo anche fuori onda, ma purtroppo è successo così. Adesso guardi, tanti anni fa è successo qui a Roveredo che siamo riusciti a bloccare al momento di una rapina a un bancomat i rapinatori, ma i colleghi comunque sono stati indagati per l'operazione, c'è stato un controllo della linea di fuoco, si poteva, non si poteva, erano girati, non era legittima o non legittima difesa. Esatto, quindi sicuramente comunque, visto che in tasca gli hanno trovato, a parte i colpi, di colpi pronti a ricaricare il caricatore dell'arma che aveva, questo era un soggetto che già 2 anni fa era stato arrestato perché in macchina proprio la Guardia di Finanza a un controllo gli aveva trovato Kalashnikov e anche altro munizionamento. Era pronto per fare la guerra di fatto. E quindi non era uno stinco di santo che è morto, è capitato su una rapina.
Ecco, mentre stiamo andando in onda sento passare la sirene. Una volante, questa è la polizia, sì, perché c'è un suono diverso. Mi sono fatto l'orecchio anch'io ultimamente. Quindi anche nelle nostre città, oggi, ripeto, il uscire di pattuglia è un alto rischio, e tanto di cappello a quei colleghi come a quelli di tutta Italia. Una volta c'erano, ripeto, le zone più calde, meno calde, le questioni di serie A, di serie B, di serie C. No, c'è una criminalità chiaramente più alta laddove parliamo di Napoli, Roma, ma perché aumenta il numero di persone e quindi la tipologia dei reati è più vasta. Se lei sale su una macchina della polizia a Roma, le pare di essere su un radiotaxi, perché gli interventi sono migliaia, le pare veramente di essere su un radiotaxi a Roma, via qua, via là, 3 minuti, cioè è una cosa incredibile. Ma non differenzia dal fatto di essere il poliziotto a Udine, a certo. Trieste, a Gorizia, a Pordenone, e quindi è questo il rischio. Le voglio fare una domanda anche un po' provocatoria. Io so appunto, insomma, lei Padrone è una persona intelligente, poi risponde anche appunto alle provocazioni. Lei diceva entrare e salire in una macchina della polizia a Roma piuttosto che a Milano pare di essere in un radiotaxi, e schierare l'esercito? Ma guardi, dare all'esercito e ai militari io su questo tema intervenire senza avere poi appunto l'ausilio del carabiniere. Io guardi, su questo tema ho riscritto anche sui quotidiani. Io non è che sono contrario all'utilizzo dell'esercito nelle nostre città qualora il poliziotto o il carabiniere non venga utilizzato per portare a spasso questi poliziotti e questi carabinieri. Perché se voi tornate indietro anche con qualche immagine sulle reti nazionali, sulle nostre reti televisive, e guardate, c'era il poliziotto, il carabiniere che usciva con 2 o 3 militari, e questi militari erano senza caricatore nella loro arma. Allora, diciamola tutta, se è una forma pubblicitaria per far vedere che c'è, posso anche capirla, ma è uno spreco di energia per la polizia e per i carabinieri, perché dovevano stare attenti a loro e anche agli altri 2. Quindi la forza di fuoco, siccome io quando parlo di difesa, parlo di difesa di fuoco, non ormai di difesa manuale, perché vediamo che ogni volta che c'è un incontro tra 2 e siamo riusciti a levarla col taser, con questa pistola elettrica, con questo distanziatore, questa pistola che non è comunque una pistola che ammazza, e quando c'è la lotta corpo a corpo, se il poliziotto è più forte, quello va per terra, va in galera però il poliziotto. Allora, se l'efficienza è la risposta di fuoco. La risposta di fuoco non c'era con quelle pattuglie e non c'è. Se noi vediamo, dovrebbero fare una cosa molto intelligente nelle grandi città. Pordenone ancora non lo fa perché non ha obiettivi specifici, ma se lei va a Roma o a Milano o a Torino, dove ci sono le ambasciate, lì dovrebbero mettere i militari armati e levare la polizia, perché la polizia non deve fare la vigilanza né ai partiti né alle case degli onorevoli romani o dei presidenti, dei ministri romani, ma la polizia deve stare sulla strada e fare l'attività di prevenzione. Senta, questo è il discorso. Favorevole o contrario al ripristino della leva obbligatoria? Favorevole. Per quale motivo? Perché è favorevole sicuramente però con l'uscita, in libera uscita, in divisa. Vedrà che non lo faranno. Qualche ragazzotto che magari è un po' storto lo raddrizziamo. Perché no? Ma proprio perché c'è queste immagini. Può darsi che qualcuno vedendo la divisa può anche avere... Zanin un po' turbato, poi glielo spieghiamo. Zanin doveva farlo sedere qua stasera e fare questa domanda. Volta, dai. Prossima volta, non possiamo ogni volta. Va bene, va bene. Bene, ci vediamo la settimana prossima. Grazie intanto a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della UGL Polizia. Prego. Posso unirmi al dolore e alla famiglia di Pellicetti perché Daniele era un alpino, ma era un amico ed era un personaggio pubblico, per cui ho avuto modo di conoscerlo, insomma, nel social, ma anche come persona, proprio anche qui a Telepanorama. Una persona che ci mancherà sicuramente. Sicuramente. Auguri e mi stringo alla famiglia, insomma, nel loro dolore. Più sentite condoglianze. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della UGL Polizia, grazie ancora per essere stati in nostra compagnia. Adesso parliamo di Pisus e la riqualificazione del centro storico, in particolare via Mazzini. Le dichiarazioni.